via, che t'ha giurito basta. Sì, sono stati, ma tu sei un egoista. Chi lo pizza che pogno cuore quando guarda nata mentre stai con me, mi fa sentire una cosa e niente. Sono gelosa e non mi metto scorno se io viene a sapere. Voglio parlare con te senza telefonata, già vedere vicino. O posso scegliere tu perché t'ha già guardato sotto un quarto e luna. Non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu. E che ci posso fare se il cuore se ne va in te male pensiero. Però sei pure tu che non mi può capire. Volesse ora a te, si fosse con me, non sai che male fa, si nata può guardare. Voglio parlare con te, non si può mai sapere. Ti cerco scusa ancora, si sono gelose te. Su Cittadella, la radio Voglio parlare con te, il nuovo singolo di Monica Sarnelli, una tra le più bravi interpreti della canzone napoletana, con una carriera ben consolidata di anni e anni di successi di singoli, e noi l'abbiamo in diretta su Cittadella, la radio. Monica, benvenuta. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e che bello sapere che ci stanno ascoltando dalla Puglia, che io amo, adoro. Bene, sì, ti ascoltano e devo dire apprezzano anche la tua musica, perché il singolo è bellissimo, lo abbiamo sentito in apertura in questa versione latina, bella, caliente, più ritmata, ma poi insomma nel finale risentiremo lo stesso pezzo in una versione bellissima, molto intimista, con Gianni Fiorellino al piano e tu che naturalmente canterai questa cover pianoforte e voce. Allora, Monica Sarnelli, tu devo dire hai questa grande capacità di interpretare un po' quella che è la canzone napoletana, ma sei conosciuta diciamo in ambito nazionale perché la tua voce è unita ormai da 27 anni più o meno, quella che è la sigla. Sì, sono più di 27 anni. La sigla della soap opera, insomma, su Rai 3 Un posto al sole dal 1996, insomma. Sì. Senti, è qualcosa che porti con orgoglio, tu che oltre questo hai realizzato poi tante produzioni. Sì, io sono, come dicevi tu, la cantante, la voce in sigla dalla prima puntata di questa soap, che è un vanto per la mia città, perché ovviamente, insomma, voglio dire, è proprio figlia della mia città, è nata qui, è nata a Napoli, ed è una delle soap più longeve d'Italia, per cui sono contentissima. Ero una ragazzina e sono passati più di 27 anni che sono appunto la voce in sigla di Un posto al sole. Insomma, a parte, voglio dire, questo che mi permette di entrare nelle case degli italiani da anni e quindi di essere apprezzata e conosciuta, io porto avanti un progetto sulla canzone napoletana da circa 30 anni. Questo progetto mi permette di omaggiare gli autori della mia terra, Pino Daniele, Nino D'Angelo, Sergio Bruni, Renato Carosone e tanti altri. E adesso, come dicevi tu in apertura, abbiamo ascoltato Voglio parlare con te, che è una canzone che fa parte del mio nuovo album, che è un album di tutti inediti, perché devi sapere che io fino ad oggi ho fatto sempre album di canzoni già conosciute, che ho riportato diciamo alla conoscenza di chi mi vuole ascoltare, perché essendo io soprattutto un interprete chiaramente porto avanti questo progetto sulla canzone napoletana, mentre invece adesso ho voluto appunto regalare a chi mi segue da anni questo album di 10 canzoni. Sono quasi tutte insomma inedite, tranne Voglio parlare con te, che è una canzone di Gianni Fiorellino, che tra l'altro è anche il produttore artistico dell'album, ha diretto gli archi, ha diretto i fiati, è anche autore di alcune canzoni dell'album. Chiaramente, voglio dire, c'è anche un'altra canzone che mi permette di omaggiare il grande Peppino Gagliardi con Tamo e Tamerò, Peppino che purtroppo ci ha lasciati nell'estate del 2023. Senti, però tu hai debuttato, parlando un po' dei tuoi primordi, degli inizi della tua carriera, nel 1981, eri piccolissima, 15 anni, addirittura con la EMI. Sì, io ho avuto il mio primo contratto discografico giovanissima con la EMI, diciamo che insomma avevo solo 15 anni, gli artisti EMI all'epoca erano Franco Battiato e Pino Daniele e quindi insomma diciamo che è da lì che è partito tutto, ed è da lì che è partita comunque anche la mia gavetta, perché ovviamente ero troppo giovane per affrontare
un pubblico e insomma un contratto così importante. Tante collaborazioni nell'arco di questa lunghissima carriera, ma come corista? Come vocalist, ma poi sono stata premiata dalla mia Napoli quando appunto ho messo su questo progetto sulla canzone napoletana, come ti dicevo, perché ovviamente io riesco a vivere di musica da più di 40 anni e questo insomma mi riempie di gioia e di orgoglio. Senti Monica, io volevo parlare delle collaborazioni perché insomma tu sei stata corista di cantanti affermati, Gianni Bella, Bennato, Little Tony, West, Di Capri, Fred Bongusto, Gino Paoli, Gigi D'Alessio, insomma c'è uno di questi al quale sei particolarmente legata, che magari ti ha trasmesso anche o insegnato qualcosa di importante un po' per il tuo percorso artistico? Ma io ricordo con grande gioia Little Tony, perché ero giovanissima quando insomma aprivo gli spettacoli di Little Tony e poi rimanevamo sul palco a cantare con lui, a fare i cori. Io con Paolo Carta, che Paolo Carta attualmente è non solo il compagno, il marito della Pausini, ma anche autore, bravissimo chitarrista, e quindi mi ricordo questi periodi con gioia, anche perché Tony era una persona, era un papà per noi, noi eravamo tutti giovanissimi, la band, però lui veramente era molto paterno con noi tutti. E poi ancora c'è un ricordo bellissimo di Peppino Di Capri, con il quale ho girato il mondo. Avevo appena 18 anni e ovviamente ho calcato i palcoscenici più belli del mondo, tra Parigi, Londra, il Brasile, perché Peppino è anche molto molto famoso nell'America del Sud, quindi insomma voglio dire esperienze bellissime. Sì, esperienze bellissime e ognuno mi ha lasciato qualcosa. Bene, Monica Sarnelli in diretta su Cittadella, Voglio parla cu te, è il nuovo singolo da questo album bellissimo, ne parleremo tra pochissimo, è Nata Manera, si chiama il suo lavoro, che contiene naturalmente inediti ma 2 cover, tra cui anche questo nuovo singolo. Senti Monica, tu rappresenti sicuramente benissimo quella che è la tua città, è un buon momento per la musica partenopea. Sì, è un bel momento per Napoli, devo dire Napoli se lo merita, è piena di turisti finalmente. Senti Monica, ma qual è la caratteristica che rende così viva, passionale, intensa la musica partenopea, il napoletano? Innanzitutto è una lingua, il napoletano, molto musicale, un po' come l'inglese, no? Che è molto musicale rispetto all'italiano, e quindi voglio dire agevola la lingua, ma chiaramente voglio dire in pochi sanno interpretare, anche perché o sei proprio napoletano oppure insomma è difficile che poi tu uno che non è napoletano possa interpretare bene la canzone napoletana. La canzone napoletana è famosa in tutto il mondo perché è ricca di melodia, di parole meravigliose, perché le canzoni napoletane sono famose appunto in tutto il mondo, mi ripeto, ma Napoli tra l'altro è una città che è un po' tutto, gioie, dolori, una città che ti ispira. Ci sono tanti artisti che vengono fuori, giovani, meno giovani, ogni giorno. Beh, devo dire, tu rappresenti egregiamente comunque la musica napoletana, questo genere che in tutto il mondo, devo dire, perversa, ha, devo dire, grande successo. Parliamo di questo album, Monica, è Nata Manera, un disco dove c'è amore, passione, gioia, c'è anche sofferenza, ma è un progetto insomma che apre poi a nuovi scenari nel tuo percorso artistico, sbaglio? Sì, infatti è Nata Manera significa in napoletano, significa in un altro modo, ed è la canzone che apre l'album dal titolo appunto è Nata Manera, e vuole essere un'esortazione ad amare in un altro modo. Ci tengo a sottolineare un modo libero, un modo che non sia ossessivo, ed è una canzone scritta da Bruno Lanza, il testo, e Sali Monetti la musica. E Nata Manera è anche il modo in cui mi sono cimentata a toccare tonalità nelle quali insomma non avevo mai sperimentato queste tonalità, perché sono una cantante dalla voce sabbiata, amo cantare in tonalità blues, quindi tonalità basse, ma questa volta invece mi sono veramente divertita a cantare in tonalità diverse. Diciamo che quindi è Nata Manera è proprio anche in un altro modo, chi mi segue mi ascolterà e ascolterà la mia voce in un'altra maniera, in un altro modo. Questo è un disco d'amore, hai detto bene tu, perché è un disco che parlare d'amore può sembrare scontato, ma i fatti di cronaca ci insegnano che non lo è, anzi c'è bisogno di parlare d'amore. È un disco che
che porta tante firme, ci sono tanti autori e io ci tengo a citarli: Franco Desiré, Vincenzo Caradonna, ancora appunto Gianni Fiorellino, Vincenzo D'Agostino, ma c'è anche una scrittura femminile, figlia d'arte, la figlia di Vincenzo D'Agostino, autore dei più grandi successi di Gigi D'Alessio, che è Melania D'Agostino. E in effetti diciamo che nei testi si sente la scrittura al femminile, molte donne ci si ritroveranno, tant'è che io ho voluto dedicare quest'album alle donne, proprio perché le donne oggi più di ieri vanno tutelate e sostenute. Certo. Senti Monica, com'è caduta la scelta su Voglio parla con te? Beh, io prima di tutto sono una che ascolta le canzoni dei miei idoli. Gianni Fiorellino, un bravissimo cantante, un bravissimo musicista, suona, è polistrumentista, suona tutti gli strumenti, ed io ero innamorata di questa canzone che faceva parte di un album appunto di Gianni del 2017, ho voluto rifarla. A lui piaceva la versione latina, a me quella pianoforte e voce, quindi li abbiamo messe entrambi nell'album. Che sentiremo tra pochissimo, perché in apertura abbiamo sentito quella più ritmata latina, però devo dire preferisco ampiamente la versione pianoforte e voce splendida di questa canzone appunto del passato di Gianni Fiorellino che tu hai ricantato. Monica, prossimi mesi insomma ti vedrà protagonista live e poi altri singoli, insomma promozione di questo album sicuramente. Sì, sono in promozione con l'album e chiaramente d'estate entrerò di nuovo in sala di registrazione per registrare il nuovo album, tanti progetti, tanti eventi live, spero di venire in Puglia. Ti aspettiamo con la tua grande musica, la tua voce splendida. Per chiudere, un sogno di Monica Sarnelli. Ma diciamo che il sogno più grande è quello di non sentire più parlare di guerra, di femminicidio, e il sogno più grande è quello che possiate e possiamo vivere tutti con amore, in serenità e pace. Beh, e noi ce lo auguriamo. Allora ringraziamo Monica Sarnelli, una tra le più brave interpreti della canzone napoletana, e in chiusura sentiamo questa versione molto intimista, molto bella di questa bellissima canzone, inclusa in questo suo nuovo lavoro, si chiama È nata manera, il singolo è Voglio parla con te. Grazie Monica. Ciao, grazie a voi. Sì, sono stati catagiri e basta. Sì, sono stati, ma tu sei un egoista. Chi lo pizza che pogno cuore quando guarda nata mentre stai con me, mi fa sentire una cosa e niente. Sono gelosa e non mi metto scorno se io viene a sapere. Voglio parlare con te senza telefonare, t'ha già vicina, o posso scegliere tu perché t'ha già guardato sotto una quarta luna. Non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu. E che ci posso fare se il cuore se ne va in te male pensiero? Però sei pure tu che non mi vuoi capire. Volessi avere a te, se fosse come a me, non sai che male fa se non ti può guardare. Voglio parlare con te, non si può mai sapere. Ti cerco scusa ancora, se sono gelosa te. Va, prima tu e faccio tale e quale, là, sempre là, a 12 do mare, con un vaso che si infonde sale, senza te fa male, corro in braccio a te, si carimma in terra non fa niente, con che stelle poi ci fa contenta, cara appresso a te. Voglio parlare con te senza telefonata, già vicina, o posso scegliere tu perché t'ha già guardato sotto una quarta luna. Non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu. E che ci posso fare se il cuore se ne va in te male pensiero? Però sei pure tu che non mi vuoi capire.
a te, si fosse come a me, non sai che male fa, se non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, ti cerco scusa ancora, si so gelose te.